con il pubblico, giocare un pochettino con il pubblico, non io riuscivo a portare in 3 ore e mezza di spettacolo. E a volte mi capitava di prendere barzellette da qualche parte, di ascoltare, di scrivermi addirittura per non dimenticare, e ci stava una barzelletta che a me piaceva moltissimo. Ascoltate bene questa barzelletta. C'è una signora che va dal dottore e dice: dottore mio, io faccio l'amore con un uomo e non mi basta. Faccio l'amore con 2 uomini e non mi basta, dottore, mi dovete credere. Faccio l'amore con 3 uomini e non mi basta, signora mia, ma voi siete malata. Scusate. E dice lui a mio marito, quello dice che sono come zottola. Hai capito? Non ha capito? Il marito la chiamava sempre così, zoccola, hai capito? E quello ha detto il dottore: signore, ma voi siete malata. Dice lui a mio marito, quello dice che sono zoccola. Non hai capito? Però non capito, facciamo un applauso, vai! Ma perché tu pensi che lui l'ha capita? E quello ride. Vieni qua, vieni. Spiegamela. Ma non ci vuole niente. Il dottore ci ha detto così: signore, voi mi ci danno con tutto questo, cioè voi siete malata. Siete malata. Ma no, la parola zoccola si può dire, non ti preoccupare. È pulito il zoccolo. C'era una canzone, zoccolo, zuccolone, zuccolella. C'era una canzone, allora io per Rai non hanno fatto queste canzoni. Hanno fatto un film Scugnizio, Nanni Loi, la banana di Nanni Loi. Queste canzoni qua dentro. Andiamo avanti, una bella canzone che adesso il nostro Emilio ci manda. Non mi volevo fare qualche domanda? Sì, volevo dire se c'è un sito, cioè tutti i cantanti hanno un sito. Ah sì, infatti, se qualcuno vuole viaggiare tramite internet, io ho un bel sito che si chiama www.robertostallone.it, dove potete vedere tante belle immagini di Stallone, dove è stato, la sua storia, insomma le sue cassette, i suoi CD. E inoltre l'ultimo disco che esce fra 20 giorni, che ci sta un'anteprima di una canzone dove vedete anche Maria Elena, forse, insomma, una bella cosa, stiamo cercando di montare. Va bene? Vabbè, andiamo avanti sperando che la cabina dell'aereo sta tutta affollata. Arriva, grazie.